Tutto pronto per iniziare l'ultima partita. Oggi ce ne saranno soltanto due fra Scirocco e Aquila di Sicilia. Ovviamente, come vedete dall'immagine, lo Scirocco ha la maglia gialla, invece le Aquile di Sicilia hanno la maglia nera come di consueto. Qui palla per Ferrara che gioca con Gueccia. Apertura dall'altro lato, adesso c'è D'Amico fermato, ripartenza di Gullo, fermato da Ferrara che copre. Non ti firmare mai. Ma non sembra la soluzione. Parte Gueccia, ancora rientra Gueccia tutto da solo, fermato da Di Bella, poi c'è Cicero fermato a sua volta e alla fine il pallone finisce da D'Amico che può gestire con Miccichè che la chiama, regalando di fatto però la rimessa laterale agli avversari. Cicero fermato, inizia da il palla a cercare Cicero che ha provato la conclusione, ancora Cicero col destro esterno della rete dopo una deviazione, quindi sarà calcio d'angolo. Cicero in mezzo, altra rimessa laterale, sempre Cicero, serie di solita giocata, questa volta c'è un fallo, cade a terra Gueccia. Tanto è arrivato il capitano delle Aquile di Sicilia, Riggio. Gueccia, bella giocata a rientrare, cerca Ferrara, ancora Gueccia si ferma, cerca una soluzione e poi chiama un movimento e alla fine la palla va da Ferrara, può andare col destro, palla al secondo palo che non arriva a destinazione. Gueccia, Ferrara, Gueccia pensa alla conclusione che parte alta, Ingressia, Di Bella, di nuovo da Ingressia, in avanti, non ci sono però maglie gialle. Gueccia, Ferrara, Groi, Gueccia, D'Amico, bella palla di ritorno, Di Bella capisce tutto, adesso c'è Cicero che può andare da solo, Cicero ancora col sinistro, largo di pochissimo, primo squillo di Cicero, calcio d'angolo, deviazione sulla conclusione appunto del 10. Adesso andrà in mezzo, almeno era questo il tentativo. Palla che sorvola tutta l'aria e si spegne sull'out di sinistra. D'Amico gira bene le zone di Ferrara che può andare, Ferrara con la punta, tira in bocca praticamente a Cicero. Ovviamente l'altro Cicero, sono due, uno è il portiere, l'altro è il capitano con il numero 10. Cicero di testa fa più il difensore che l'attaccante in questa occasione. Qui Sgroi pronto a battere nelle zone di Gueccia, c'è Ferrara sempre libero servito. Ferrara cerca D'Amico che di tacco intelligentemente serve di nuovo il 22 che può andare. Sgroi riesce, anzi no, si è fatto un po' prendere alla sprovvista questo movimento insolito della palla. Adesso c'è Gueccia in anticipo, palla che non rimane in campo.
Qui D'Amico per un attimo. Palla in avanti, qui a cercare Gullo, palla che termina fuori. Gueccia porta palla, può allargare le lesioni di Ferrara, palla che arriva al 22, ancora Ferrara in mezzo, D'Amico si vuole girare, prende un colpo, c'è il fallo. Bella giocata di Ferrara a cercare D'Amico che si gira molto bene. Calcio di punizione quindi per gli Aquile di Sicilia. È il numero 9 D'Amico che si è impossessato già del pallone e ha contato già i passi. Ora 0-0, iniziato ora, 5 minuti. 5 minuti di ritardo. D'Amico alto, iniziata 6 minuti. No, non penso. Vedi come se lo può un po'. Sgroi. Per voi più che altro, poi se non avete problemi Gueccia porta palla, rientra ancora Gueccia, bello il dribbling sempre. Gueccia può andare col destro, poi Sgroi gioca bene però viene fermato. Di Bella fermato. Palla in mezzo, prende male il pallone di Bella. Palla adesso dall'Amico, bene, Grazia, poi Cicero pulisce bene un pallone che però regala all'avversario. 3 contro 1 fermato da Di Bella, poi c'è Gueccia che si accontenta della rimessa laterale. Ferrara, Gueccia col sinistro ha provato a sorprendere il portiere dall'altro lato, era buona la conclusione però non si è fatto impensierire il portiere dello Scirocco. Gueccia, tolta la gestione del pallone, Gueccia accelera ancora il numero 10, fermato. Qui Sgroi, palla che va di poco al lato, bel tentativo del numero 8. Cicero 1-2 con Gullo che non si chiude. Motis, c'è stato Sgroi, adesso Motisi che va con l'esterno a cercare di nuovo D'Amico, poi Di Bella, Cicero mette giù, ammortizza e serve Di Bella, palla fuori misura. Cicero prova l'1 contro 1 ancora, Cicero si ferma, calcio d'angolo, anzi no, rimessa dal fondo.
Gueccia, bella giocata, 3 contro 2, Gueccia ancora, cerca il centro, poi allarga, ferma tutto Gullo. Sempre Gueccia, chiama il secondo palo, Gueccia, salta un avversario, prende un calcio al secondo, c'è il fallo. Sistema la palla Gueccia con molta cura. C'è Montisi che si allarga sulla destra, potrebbe anche essere servito perché in una bella posizione per mettere la palla al secondo palo. Vedremo cosa sceglierà il numero 10. Gueccia così verso Montisi, secondo palo, era molto buona la palla, avevo già letto in anticipo lo schema che portava sicuramente al gol, soltanto che è mancato l'ultimo tassello, ovvero l'inserimento sul secondo palo di un compagno che non è arrivato, quindi non è arrivato di conseguenza neanche il gol. Quindi ripartenza adesso, palla al piede di Montisi nelle zone di Riggio. Ancora Riggio, cerca un pallone complicato, ribattuto nelle zone sempre di Riggio che si occupa adesso della rimessa laterale verso Montisi. Sgroi, sola, viene fermato. Poi cambio di rimessa. Gullo, gira di prima, qui palla imprecisa. Mottisi, gira di nuovo da Riggio. Suggerimenti di profondità da Mottisi che mette giù nelle zone di Sgroi, anzi Sgroi, che fa 1-0. Bella la conclusione del numero 8 che riesce a fare 1-0 per i suoi. Si riprende quindi col 1-0 da parte delle Aquile di Sicilia. Un bel gol da parte di Sgroi. Adesso c'è Cicero che prova ad andare lui col sinistro, palla che si spegne sul fondo. Te la lascio qua! Sgroi si vuole girare, ancora Sgroi, c'è può essere l'apertura nelle zone di Mottisi che viene fermato. Cicero vince uno scontro, ancora Cicero, c'è un compagno in mezzo, Cicero va col sinistro, ribattuta la conclusione. Ancora Sgroi, Mottisi 1-2, Sgroi in aria, Sgroi fermato, bello 1-2 che porta il nome di Sgroi Mottisi. Riggio, Sgroi, palla ribattuta. Di Bella allarga nelle zone di ingressi che addomestica il pallone e poi cerca Cicero, palla fuori misura. Sgroi gira bene di prima nelle zone di Riggio, c'è l'esterno a cercare Mottisi, palla che finisce al portiere. Adesso c'è Gueccia che chiama Mia per gestire da solo il pallone, siccome era solo.
Gueccia, Riggio, palla così così, Riggio la domestica come può e poi c'è Ingrassia che gestisce bene il pallone e serve Cicero che viene chiuso da Sgroi, poi ancora 10 che se la riprende e alla fine gestisce male questo pallone, però c'è stata una deviazione, quindi laterale Scirocco. Ingrassia, Cicero, disorienta l'avversario, non il secondo, Gullo, conclusione alta di Ribella. Cicero sulla parte sinistra del campo, ancora Cicero, palo e poi ci mette il piede Micichè. Palla in mezzo, Gullo, palla che si impenna di pochissimo lontano dalla traversa. Riggio, Sgroi, si può girare ancora, Sgroi gira con un po' di ritardo nella zona di Motisi, Sgroi si può girare, andare col sinistro, deviazione, poi Motisi alla fine la palla arriva a Cicero che può ripartire, è solo circondato dalle maglie nere, ancora Cicero che cerca il fondo, Cicero gestisce, va in porta, stessa cosa di prima, palo e poi il portiere, quindi altro calcio d'angolo. Palla in mezzo, palla che arriva nelle zone di Ferrara che prende il pallone e poi c'è Gueccia a gestire e a guadagnare in modo intelligente la rimessa laterale. Ferrara che nel frattempo ha cambiato lato di azione. Gueccia che gli piace sempre, muore molto il pallone, sempre Gueccia, prova a far passare una palla complicata, ancora Gueccia vince lo scontro per ne perdere un altro e quindi c'è la ripartenza con Cicero, ancora Gueccia a tornare a guadagnare, anzi no perché c'è stato il tocco del portiere, rimessa dal fondo stavo per dire, quindi ci darà calcio d'angolo, sprecato, rimessa laterale. Cicero può andare col sinistro, ancora Cicero, alto. Dato che ci ha cambiato posizione, è andato in avanti. Riggio, Sgroi, palla di ritorno di Bella e poi Riggio fermato, Cicero tocca col tacco ma non riesce a tenere giù la palla che termina fuori. Partita che è entrata in una fase di stallo con le Aquile di Sicilia che provano il solito giro palla dal basso e lo Scirocco che cerca con le ripartenze veloci di far male. Qui Cicero vince uno scontro, Cicero, palla che rimane lì, bravissimo Micichè che si ristende a una velocità impressionante e riesce a chiudere. Riggio, ancora Riggio, ottavo movimento lungo Gueccia, adesso c'è Sgroi che viene superato in velocità da un avversario
palla che termina quindi nelle zone di Di Bella, che può gestire il pallone da Cicero, e può andare Cicero, bella la palla, Gullo, Velo, e poi c'è Gueccia che se ne va sempre elegantemente, sempre bravissimo Gueccia, prova un tunnel che non gli riesce, alla fine c'è Cicero che gestisce, in porta prova ad andarci, detto con un italiano abbastanza discutibile qui, scusatemi. Ha provato ovviamente Cicero ad andare in porta col destro. Poi ancora Cicero, palla che arriva da Di Bella, Riggio si oppone. Di Bella qui fermato, D'Amico, attenzione, errore, c'è Cicero che va col destro, ribattuta la conclusione. Gullo fermato da D'Amico e se ne va bene, sempre D'Amico, prova un pallone in profondità, tocca quanto basta in Grassia, Ferrara, Riggio, Motisi, D'Amico ha chiamato l'uomo, palla che comunque viene rubata, attenzione Cicero va da solo, sempre Cicero, prende il sostegno della porta, illusione del gol, D'Amico, questa volta viene chiamato di nuovo l'uomo con un po' di anticipo, quindi D'Amico può gestire il pallone, sempre D'Amico a ricominciare dietro da Ferrara che gliela ritorna, preso in controtempo D'Amico, c'è Motisi in sostegno, Ferrara, di nuovo Motisi, vede il movimento di Riggio, così è, pallone che torna da lui, ancora D'Amico, palla che arriva adesso dal Gullo, e poi c'è Cicero che perde l'attimo e il pallone, D'Amico va da solo, sempre D'Amico allarga nelle zone di Riggio che prova la giocata di tacco, poi viene fermato, c'è la ripartenza di Di Bella che se ne va molto bene fra i due avversari, Di Bella sopra il terzo, Di Bella, Micci che non si fa trarre in inganno, pallone che termina fuori, calcio d'angolo, ottima giocata del numero 11. Qui c'è il fallo. Pronto Di Bella, è uno schema, allontana Riggio, palla che termina fuori, una delle ultime occasioni di questo primo tempo. Qui in mezzo per il pareggio di Di Bella, 1-1 al termine del primo tempo, bella azione da calcio d'angolo. Riggio, Motisi, qui attenzione, palla che passa,
che termina fuori. C'è la fine del primo tempo, molto divertente, rimanete qui ovviamente. Si riprende subito il pallone in avanti, cercare Gueccia. Grazie. Gueccia, bella giocata, ancora Gueccia, allarga nelle zone di Ferrara che mette in mezzo, male. Palla a cercare Gullo, era stato pescato benissimo da Di Bella in una posizione molto invitante e anche da solo soprattutto. Non è riuscito Gullo però a tenere il pallone. Gueccia. D'Amico. Cerca un inserimento un po' sbagliato concettualmente, poi la palla termina a Cicero, doppio passo, Cicero ancora, Cicero cerca il sinistro, ribattuto da Ferrara, palla che rimane lì ancora, Di Bella, bello il pallone, c'è la conclusione, palo rete, è entrata la palla, Ingrassia, bella conclusione col sinistro, palo rete, colpo da biliardo del numero 4, che riesce a fare 2-1. Bella la rete di Ingrassia. Ferrara, palla sporcata che arriva però a destinazione. Gueccia qui viene steso. Chiedeva anche un cartellino qui Ferrara, sì.
buonanotte. Gueccia che non è arrivato. Pronto Gueccia, va lui col destro che era sotto l'incrocio, l'ha levato da lì Cicero, bella la conclusione del numero 10 qui, palla in mezzo sempre da lui, rilancia qui Di Bella che si è trovato un po' in confusione per evitare problemi, allontanato, ma ci tengo ancora una volta a sottolineare la bella punizione di Cicero, buonanotte di nuovo di Gueccia, che ancora lui, Gueccia, doppio dribbling, Gueccia fino in fondo, palla in mezzo, allontana Ingressia. Ferrara, palla di ritorno un po' così, arriva un pallone in campo, Gueccia può andare, sempre Gueccia, prova l'elastico, chiude Di Bella. Riggio può anche andare col destro, alto. Qui Cicero di testa, male, che aveva anche un po' di spazio per stopparla, gestire la palla e andare. Gullo torna da Cicero, ancora Cicero, tunnel, palla in porta, chiude Micciche che la caga, infatti ci rimane un po' male perché è ripartito, la perde, palla che torna in avanti, Ingressia si dispera e chiede scusa. Gueccia, Ferrara, palla di ritorno, Gueccia, fermato, laterale gialla. Ingressia in avanti, Cicero, palla che arriva a Gueccia, ancora Gueccia d'amico, palla un po' addormentata che arriva adesso a Gullo, bravo qui Ferrara a chiudere la diagonale, palla che rimane lì però Di Bella, fermato da Sgroi, utile anche in fase difensiva. Di Bella, palla in avanti, chiude Sgroi, può ripartire il numero 8, sempre Sgroi, palla di esterno, Cicero per un attimo. Sgroi, Ponte da solo, sempre Sgroi, prova la giocata, palla che arriva ancora Gueccia, fermato. Ferrara va col destro, Cicero e poi Di Bella a raccogliere la respinta, Di Bella in avanti, Cicero
un po' spaventato dall'uscita, un po' ci ha provato, palla che però termina in angolo. Sgroi può ripartire. D'Amico non aggancia, ripartenza, attenzione Ingrassia. D'Amico velocissimo a ritornare, Ingrassia prende un colpo e si scusa D'Amico. Si è lanciato come un treno in corsa. Tanto è terminata l'altra partita del campo 1. 4-4, secondo pareggio in quel campo. Cicero. Adesso probabilmente verrà Claudio Accardi, l'altro telecronista del Trinacre League, a commentare probabilmente un po' questa partita e raccontarci ovviamente com'è andata l'altra partita. Gueccia, Ferrara, palla in mezzo, Gullo non riesce ad indirizzare la palla verso la porta. Gueccia, palla centrale intercettata, palla che però poi passa perché c'è D'Amico con Ferrara, fermato dalla scivolata di Bella. Palla in lesione di D'Amico che calcia malissimo, aveva tempo, spazio e movimento per fare meglio. Di Ferrara, palla che passa con un po' di fortuna, poi Cicero finta il tiro, ancora Cicero e torna sul destro, poi esagera, poi perde palla, ma la rimessa è sua. Cicero, altra rimessa laterale. Palla in mezzo, buca l'intervento di Ingrassia, poteva fare meglio. Qui Riggio rischia moltissimo, ancora Riggio rischia 2 volte e poi se la cava. Sgroi, D'Amico, può girarsi, ancora D'Amico che cambia passo, accelerazione del numero 9, ma in porta. Palla che arriva lì, Ferrara ancora, tacco, fine a se stesso. Chiede calma e semplicità al capitano. Qui palla in avanti a cercare Cicero, ti aspetto. Ti aspetto. Claro, come ti avevo detto mancano 10 minuti. Nell'audio ti avevo detto precisamente 10 minuti mancherà. Gullo, vai in porta! Sì, a voi. Benissimo è andato, anzi. Manco mi sono stancato perché mi sono impegnato. L'ho sentito. Ingrassia, ancora, va col sinistro, alto. Tanto arriva il cespuglio verde. Riggio apre le zone di Sgroi. Salve. Buonasera signor. Buonasera a tutti i telespettatori Cavarretta. di questo match. Io ho già finito perché come ho cominciato prima c'è un po' di non ce la faccio. No. D'Amico calcia. Poi in due Sei questo, tempi. sei d'amico, questo sei. È mio cugino. Sì? È il cugino di mia madre. Ah. Rispetto, Ferrara, ci ci sta. rispettiamo, sì. Ferrara. Tranquilla. Sì, molto tranquilla. Quello che scuola è buona, no? Molto tranquilla, equilibrata 2-1 per lo Scirocco. Ti devo dire 2 gol, Bello. uno molto bello, l'altro un po' in... 10, Sì, oggi però sottotono. sì. Oggi sottotono. Di solito ci è abituato a tanti gol e belle giocate, oggi un pochino magari preso di sorpresa da Riggio che è molto abile, roccioso. C'è anche
Adesso è in panchina Gueccia che è molto bravo. Bravo, sì. D'Amico lascia di suola, male Ferrara che però si impegna, riesce con una doppia giocata ad andarsene a servire Sgroi, palla fuori misura che però arriva sempre all'8. Laterale nera. Gialla, secondo il signor Gelfo, ha visto così. Tanto ci sta raggiungendo Claudio Accardi. Un nome è una garanzia. Come direbbe qualcuno, un bel spicchio. Mezzo spicchio. Cicero. Su due avversari Cicero prova ad andarsene con un tunnel, invece se ne va con un'infortuna. Ancora Cicero col destro. Di poco vicino all'incrocio. Non va, come direbbe qualcuno. C'è stata deviazione, però sarà calcio d'angolo. Oggi sono... Che adesso te case invece con c'è bonsai. Mi chiamano bonsai, albero di Natale. È C'è partito spoglio. tutto da alberello, però è alberello. basso, quindi è un bonsai. Ci sta, Cicero, controllo. Ancora Cicero! Con la mano Micci che era già a terra il portierone dell'Ecole di Sicilia. Guardate, era calcio a 5. Insomma. No, sì, posizione del portiere era calcio a 5, ginocchio a terra. Il palla in mezzo, Riggio calpesta male il pallone, poi c'è Sgroi che prova a ripartire con D'Amico, bella Di Bella che interrompe tutto. Di Bella ancora col destro, palla che poi arriva a Ferrara che gestisce nelle zone di D'Amico che si accontenta. Sì, di D'Amico molto importante. Un nome importante. Secondo Un la pezzo. giornata, è un peso, una spada di Damocle. Molti soldi per questo. Motisi allarga nelle zone di Riggio. Siamo tutti qua. A lui, Ci hanno raggiunto tutti. Possiamo solo a se discutere. stesso. Per carità. Ingrassia in avanti a cercare Cicero che vuole puntare Riggio che lo chiude. Ingrassia, poi Motisi stava per fare autogol. Sarà calcio d'angolo quindi per lo Scirocco che conduce ancora per 2-1. Qui palla in mezzo, Cicero non controlla e poi c'è Gueccia che riparte come sempre. Ancora il numero 10 fermato con fallo, secondo il direttore di gara che era lì e ha segnalato l'infrazione. Fischia il secondo Gelfo, parte Gueccia, sarà calcio d'angolo dopo la deviazione della barriera. Pronto Motisi che va sempre a cercare Gueccia che prova a proteggere la palla, poi l'ultimo tocco è il suo, sarà rimessa dal fondo per lo Scirocco. Palla in avanti, subito a cercare Cicero che può andare al volo, poi c'è un tocco di Riggio, forse con un braccio, comunque attaccato dal corpo, quindi sarà calcio d'angolo. Gullo scambia con Cicero che va da lì in porta, la palla finisce dentro ma, anzi no, sì è finita dentro ma c'è un buco nella rete. Il palla a cercare Gueccia, maltrattato da Di Bella, palla che arriva a Cicero il portiere questa volta, che può gestire nelle zone di suo fratello. Cicero in avanti con la spalla a Sgroi, palla che resta in campo e poi Gullo nelle zone di Ingrassia che combatte con Sgroi, ancora Ingrassia che è stato autore di un bel gol. Qui non c'è nulla, Gueccia, ancora lui, riparte su Di Bella, sempre Gueccia che ci sta provando con tutto se stesso. Quando mancano più o meno 5 al termine. Riggio gestisce e poi allarga male perché c'era Cicero in agguato, qui prova
a servire Riggio che combatte ed è bravo a servire Sgroi sull'auto di sinistra che prova ad andarsene, chiude tutto in grassia, poi Riggio e alla fine Gullo più per allontanare il pericolo che per altro. Sgroi, palla che passa, 1-2 con Gueccia, Sgroi con la punta! Palla che sfiora il palo e termina fuori, sarà rimesso dal fondo per lo scirocco. Bella azione combinata fra Sgroi e Gueccia. Di Bella, Cicero allontana, laterale per le Acque di Sicilia. Quindi Bella spinge non commettendo fallo. Cicero Di Bella gira di prima dove non ci sono maglie gialle, rimessa laterale per le Acque di Sicilia. Oh, 3-4 minuti. Ingrassia, spintonato, giusto il fallo. Si lamenta qui Sgroi. Gullo da Cicero. Bello il dribbling ancora, Cicero fermato. Gioca Gabri, gioca Gabri. Nera, attenzione, rischia qui Motisi, poi Cicero che prova ad andare col sinistro, poi col destro ricomincia e poi col sinistro. Ferma tutto Miccichè. Ripartenza di Motisi sull'otto di destra, si spaventa praticamente di Bella che ha provato ad entrare. Qui conclusione di Riggio che impegna Cicero in questo secondo tempo, non è stato molto impegnato. Cambiato. Riggio, Sgroi, ricomincia dietro da Gueccia. Motisi, col destro. Arbitro, quanto manca? Sgroi sull'otto di sinistra, fermato da Ingrassia, molto roccioso in questa occasione. Guadagna anche la rimessa laterale. Di Bella, buono il corridoio, palla leggermente lunga, era buona l'idea. Attenzione, qui errore di Riggio, recupera Ferrara che può gestire dal basso. Con l'esterno nelle zone di Gueccia che gestisce e parte. Gueccia, non lo ferma nessuno, sempre Gueccia, ne supera due, poi arriva Di Bella che lo chiude. Gueccia ricomincia da Sgroi che sbaglia. Cicero parte, Cicero col piede, chiude Miccichè, migliore dei suoi insieme a Gueccia. Qui palla in mezzo che passa sotto le gambe del portiere, c'è stata però deviazione. Stessa azione di prima sotto le gambe di Miccichè. Sgroi, Miccichè, tocca qui Gullo, rimessa dalle Nera.
Attenzione, errore di Riggio. C'è Cicero che fino in fondo va. Cicero 3-1. Bella giocata di Cicero che fa secca tutta la difesa, mette a sedere il portiere e poi finalmente riesce a sbloccarsi e fare 3-1. Gueccia, Sgroi, rientra, bella giocata, mette a sedere un avversario, poi Ferrara. Cicero 1-2 con Gullo, poi Gueccia gestisce sempre bene. Ferrara, non si ferma mai Gueccia, palla sempre per lui, che prova con un dribbling, prende un colpo, la palla però è già terminata fuori. Sgoccioli, sono gli sgoccioli di questa partita. Scirocco che conduce per 3-1. Gueccia, Sgroi, fermato, attenzione ripartenza di Bella nelle zone di Cicero, palla in mezzo, respinta, ancora Cicero, si vuole girare, c'è sempre Di Bella in mezzo, Cicero poi perde l'attimo, c'è gol! Vola Michiché, bene portiere, però termina qui il match, è finita la partita 3-1 per lo Scirocco. Una buona serata da Simone Vaccaro. Ciao. Minchia il tuo nome.